Grazie al cielo non c'è scappato il morto, ma l'incidente di questa mattina sulla 189 all'uscita da Fontanelle è stato gravissimo. Mentre sono al vaglio della polizia locale le cause, c'è da dire che lo scontro è avvenuto in un punto, tra l'altro, particolarmente pericoloso visto il traffico, ma soprattutto la velocità con la quale i veicoli che giungono da nord percorrono il tratto di statale. Oggi l'incidente ha avuto una dinamica che, come detto, è al vaglio della polizia locale, ma chi abitualmente si immette dal bivio di Fontanelle in direzione Agrigento deve fare i conti tutti i giorni proprio con l'alta velocità, avvertendo il grave pericolo. Non è certo il caso di oggi, ma il pericolo esiste e rimane. Ecco perché soprattutto gli abitanti di Fontanelle chiedono alle autorità competenti, a cominciare dal comune proprietario della strada, di vigilarla opportunamente, facendo ricorso anche all'autovelox, l'unico deterrente, a quanto pare, capace di scoraggiare l'alta velocità, così come avviene sulla 640 di fronte al distributore Erg. L'incidente di oggi ha visto coinvolte una Volvo e un Audi. A quanto pare la peggio è toccata al conducente dell'Audi che si trova ricoverato al San Giovanni di Dio. Immediati sono stati i soccorsi con le ambulanze giunte sul posto assieme a carabinieri e agenti di polizia e vigili urbani. Con la strada chiusa si sono create delle lunghe code lungo il viale Sicilia.